Con vari prestiti avrebbe sottratto i risparmi ai clienti dell'ufficio postale di Castrofilippo, di cui era direttore. Avrebbe chiesto il libretto agli anziani pensionati per aggiornare gli interessi, oppure approfittando del fatto che i correntisti erano deceduti, si sarebbe fatto consegnare i titoli dai parenti offrendosi di risolvere le pratiche per l'incasso e invece avrebbe fatto dei prelievi indebiti. Per Vincenzo Di Rosa, 56 anni di Agrigento, ormai ex direttore dell'ufficio postale di Castrofilippo, perché l'ente lo ha rimosso sottoponendolo a un procedimento disciplinare, è scattato pure un sequestro dei beni. A firmarlo è stato il GIP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Alessandra Russo. Il giudice ha ordinato di apporre sigilli a beni per un valore complessivo di 200.000 euro. L'ammontare della presunta truffa è anche superiore, di proprietà di Rosa. In particolare, secondo un calcolo di natura tecnica, è stata disposta la posizione dei sigilli per un importo di 200.000 euro su titoli, obbligazioni e altre forme di investimento presso conti intestati o cointestati. Il sequestro concretamente ha riguardato una motocicletta, un'autovettura e la quota del 50% di un appartamento. Di Rosa, in passato semplice postino e poi promosso improvvisamente direttore dell'ufficio di Castrofilippo, è accusato di svariate ipotesi di peculato e truffa. Innanzitutto, secondo l'accusa, si sarebbe appropriato di circa 51.000 euro di proprietà dell'ufficio, da cui scaturisce l'accusa di peculato, prelevandoli indebitamente dall'ATM e dalla cassa. Contestate inoltre svariate ipotesi di truffa. Nel marzo dell'anno scorso, ad esempio, avrebbe chiesto ad un anziano cliente la consegna del libretto col pretesto di calcolare gli interessi. In realtà, sostiene l'accusa, ne avrebbe approfittato per prelevare 50.000 euro e incassare la polizza vita collegata al titolo finanziario. Nei confronti di Rosa, difeso dagli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, era stata chiesta anche la misura cautelare della sospensione, su cui il giudice non si è ancora pronunciato, anche se di fatto, essendo già stato rimosso, non potrà avere effetti concreti.